davanti a porta, come ogni sera, come sempre, quando scurava e tutti aspettavano per pigliare su frisco. Rito che recitava il tempo della memoria più vicino al cuore. Il rito diventato quasi sacro negli anni che avevano il fascino delle sere profumata di conti. Uzzu Bastiano contava e ci metteva tutta la passione, mentre noi altri picciriddi ascoltavamo senza parlare. La mente si rapia e Peppinetto, Betta Pelusa, re e regine trasivano e scinevano, lasciando una carezza in tuo cuore. Il cielo addumava i stidi e un lustro pittava rianco i mura dei casi. La luna tagliava e Macarida ascoltava. Sirati davanti a porta, in un apachino semplice ma vera. Davanti a porta si tagliavano i carusi, su luna tagliata, con una promessa d'amore, mentre il conto si faceva stratantamente. A Zarosa ogni tanto ci rialoggi. Nonna Concettina ci faceva compagnia. I picciriddi ascoltavano cauca aperta. Davanti a porta si passava il tempo con niente, ma donente era tutto quello che si poteva avere. L'amicizia, il rispetto, la parola data. Un sentimento sincero fatto di gesti che non avevano prezzo. Ora s'è fatto tardo. La vanella è oscuro. I piccirilli dormono e si suonano dame e cavalieri. Uzzuturi pensa ai travagli della vigna. Nonna Nina impasta o cruscenti, Romani a fare u pane. Tutto tace. Il giorno chiude la sua parentesi. Romani nasce ancora usuri. E poi risira, tutti davanti a porta. Oh Maria Bugliaresi, Aedo degli Iblei, questo conto ci riporti in un'altra era, quando la luna si svegliava e mandava via il fratello sole, perché le piaceva guardare nei rioni, nei vicoli, dove le vicine passavano la siritina fuori assettati, a parlare e a cortigliare, dopo santo rosario, mentre i picciridduzzi si divertivano a giocare. E la luna sentiva, guardava, ma non parlava. Quest'ultimo pensiero apre scenari incantevoli. Sì, con questa frase ci prendi per mano e andiamo indietro nel tempo. Sì, nell'era della Magna Sicilia, quando le persone vivevano la propria vita assieme ai patrunai loca, ai canti delle Oreadi, delle Naiadi e delle Nereidi. Rimproveravano Elio perché permetteva a Pluto di mandare troppa pioggia nei mesi sbagliati, oppure invocare Giove Pluvio affinché non mancassero le pioggerelline di marzo e di aprile, per celebrare il ritorno dagli inferi della terra della dolce Proserpina e assicurarsi una mietitura di spighe cariche di grano, primo alimento di vita. Maria, Aedo carissima, tu rappresenti la nostra identità trinacride e solo il popolo che conosce i percorsi della propria storia non ce la fa a riportare violenza e brutalità. Ahimè, come succede ancora oggi in Palestina o in Ucraina. Del professor Giuseppe dei Firrinceli. Quelli delle nostre generazioni
hanno un tesoro che altri più giovani non posseggono e non possono nemmeno immaginare con l'intensità con cui noi abbiamo vissuto quegli anni. Un tesoro di cose semplici, di racconti, di sapori e di odori persi nel tempo e non più ritrovati. Di Giovanni Ridino.